votazione importante, l'unanimità del Consiglio regionale, questo denota una volontà che va oltre le appartenenze politiche e oltre la vicinanza a questo o quel governo, perché antepone gli interessi del territorio a quelle che sono appunto opportunità politiche del momento. Ecco, credo che su questa strada noi abbiamo segnato un fatto importante in segno della tutela. Vietare le ricerche, l'estrazione nel Delta del Po significa affermare una cosa che era già scritta nella legge istitutiva del Delta del Po, e cioè che quell'area è un'area protetta che va tutelata, e quindi anche le ricerche con sistemi diversi non devono essere attuati, perché si sa che nel sottosuolo ci sono gli idrocarburi e c'è il gas, per cui diventavano delle ricerche che avevano una finalità unica. Ecco, rispetto a questo si è segnato un fatto importante. Credo che sia questo un percorso da fare come Regione se vogliamo ottenere dei risultati che riavvicinino tra l'altro anche la gente alla politica, perché diamo un senso al nostro lavoro e soprattutto interveniamo laddove ci sono i problemi reali dei cittadini. La Regione Veneto su questo, sui problemi della subsidenza, della tutela del territorio, delle estrazioni, del no alle trivellazioni, è sempre stata coerente, insomma, da diversi lustri, quindi questo è un risultato, è una votazione, è una modifica legislativa che si inserisce oggettivamente nella più grande battaglia del no alle trivellazioni nell'Alto Adriatico e nei territori soggetti a subsidenza. Ecco, credo che su questa strada ci sia molto da fare per sensibilizzare l'opinione pubblica, perché gli ostacoli sono ancora molti. Un incontro con la parte emiliana si deve trovare per affrontare due nodi: il nodo della governance unitaria di un'area che è unica ma non ha un'unica gestione e amministrazione, e per quanto riguarda i problemi e i rischi della subsidenza relativi anche alle trivellazioni e alle stazioni di idrocarburi non si fermano di certo rispetto ai confini amministrativi, per cui è evidente che questo è un tema che devono affrontare anche i colleghi emiliani.